A 80 anni dalla morte il Consiglio regionale ricorda Antonio Gramsci, uno dei più grandi intellettuali mondiali, in un convegno in Consiglio regionale, un atto dovuto. Assolutamente sì, Antonio Gramsci è uno dei più grandi intellettuali che abbiamo avuto nella storia della nostra nazione, è uno dei i suoi testi sono tra i più letti dopo quelli di Dante in tutto il mondo, quindi questo ha un significato particolare. Ricordarlo a 80 anni dalla sua morte all'interno del Consiglio regionale, alla presenza dei giovani dell'istituto, del liceo che lui ha frequentato, credo che abbia un significato particolare. Un pensiero di respiro mondiale, quello di Gramsci, studiato in tutto il mondo, ma in questo momento di grave crisi delle autonomie in Europa, in Italia, forse sarebbe ora anche di riscoprire Gramsci da questo punto di vista, la sua attenzione per la Sardegna, la sua attenzione per un problema come la lingua sarda. Ecco, che cosa si può fare per ridare vigore a questo pensiero che purtroppo viene anche ignorato dalle nuove generazioni? Beh, tanto bisogna riprendere a studiare Gramsci, a studiarlo nelle scuole, nelle università, ad approfondirlo. C'è un fenomeno un po' strano, in tutto il mondo è in crescita lo studio del pensiero gramsciano, in Italia si è quasi arenato e quindi credo che sia importante riprendere, studiare e conoscere, approfondire e attualizzare quelli che sono gli insegnamenti importantissimi che Gramsci dà su questi temi, i temi dell'autonomia, del mezzogiorno,